Buongiorno da Adria, buongiorno da Leandro Maggi, siamo con Paolo Spinello, editore di Apogeo. Apogeo che collabora con REM, adesso magari ci facciamo spiegare da Paolo, ma soprattutto vogliamo chiedere come va la sua attività di grande prestigio. Tanti sono gli autori che si sono affidati ad Apogeo, uno per tutti, ricordiamo che abbiamo appena intervistato Diego Crivellari e quindi prego Paolo. Diego, tra l'altro è un amico, fa parte anche lui di REM. REM è un'associazione costituita nel 2020 che in questi mesi proprio sta ereditando l'attività di Apogeo Editore. Tu mi chiedi come va? Va bene, compatibilmente con la situazione di restrizioni che continua da un po' troppo tempo e che tuttavia non ci ha impedito di realizzare molti libri, molte pubblicazioni. Fra l'altro, se posso, ne approfitto per invitare tutti ad acquistare in edicola il numero di REM che è appena uscito. Ecco, Polesine è terra di pescatori, navigatori, santi, ma anche di scrittori, perché tanti sono i nostri compaesani che hanno scritto tra poesie, tra romanzi, eccetera. È il nostro clima, la nostra atmosfera che aiuta? Sì, può essere quello, può essere il fatto che anche l'esigenza dello scrivere spesso è anche un'attività legata strettamente alla nostra umanità. Noi abbiamo organizzato come REM due corsi di scrittura che sono stati utili per chi ha deciso di parteciparvi, ma sono stati anche utili per noi, perché ci hanno fatto accorgere di quanto sia importante per le persone avvicinarsi alla lettura e alla scrittura. Dopodiché abbiamo pubblicato anche degli autori locali. Lasciami anche qui dire che il libro più riuscito di questi ultimi tempi è Viaggio nel Delta del Po di Danilo Trombin, che stiamo diffondendo ovunque e che ci sta dando molte soddisfazioni. Ritornando a Diego, ti posso dire che i suoi ultimi libri, Scrittori e Vito nel Delta del Po e Mistero Adriatico, li stiamo diffondendo, ma a livello nazionale, perché lo sforzo che cerchiamo di fare è quello di non rimanere ancorati al nostro territorio, ma di apprezzarne le radici, che sono le nostre, ma tuttavia bisogna uscire da questo territorio, non dobbiamo curare l'orticello, dobbiamo far conoscere il Polesine al di fuori, proprio perché merita assolutamente di essere conosciuto. Ecco, domanda indiscreta: quanto è difficile fare l'editore e quanto è difficile far reddito? Allora, sono due domande molto diverse. È difficile fare l'editore. Allora, i mestieri difficili sono quelli che piacciono, se le cose sono troppo facili non vale neanche la pena mettersi. È un mestiere complicato, difficile, c'è sempre da imparare tutti i giorni, però è questa anche la sfida, conoscere e verificare cosa fanno gli altri. Io faccio parte del direttivo dell'Associazione degli Editori del Veneto, rinnovato anche da pochi mesi, e con loro noi stiamo lavorando perché anche il nostro territorio sia inserito quantomeno in una realtà veneta. E ti dirò che c'è molto interesse per il Polesine e per il Delta del Po, perché più che altro gli altri territori, quelli del nord-est più ricco, sono abbastanza omologabili fra di loro. I due territori che differiscono sono quello di Belluno, legato alla montagna, e quello della nostra pianura con il Po e l'Adige che sfociano nel mare. E questi sono realmente due situazioni nuove che interessano molto il pubblico del centro veneto, che ritrova qualcosa di interessante, che esce dalle situazioni ormai metropolitane e spesso invivibili di una Venezia, di una Mestre, di una Padova, di una Verona, e qui ritrovano un'umanità che è diversa e che vive anche meglio, lasciamelo dire, vive anche meglio. Ecco, come sempre chiudiamo questa intervista con la frase: lunga vita all'editoria. Grazie, certamente sì, non la voglio sentire rivolta solo a me.
E voglio invece sottolineare che c'è il Ponte del Sale, che è una realtà molto importante per la provincia di Rovigo, anche se specializzata nella poesia, che è una realtà piuttosto di nicchia. E poi non voglio ricordare l'attività della Minelliana, un'attività che ha almeno 50 anni di vita e che, pur non pubblicando più molto, è comunque un grande punto di riferimento per chi oggi voglia chiamarsi editore anche qui. Accanto a questi editori storici ricordo anche l'attività che Laila Marangoni realizza con la sua tipografia e casa editrice da tanti anni, soprattutto in relazione a autori e pubblicazioni del nostro Delta del Po.